miei giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori sul canale 252 del Digitale Terrestre, sulla nostra app in video e sul sito. Buongiorno ai nostri ospiti che introduco subito, poi subito dico di cosa parleremo stamani. Ringrazio e saluto Vittorio Robiati Bendaud, che molti conosceranno e ricorderanno, che è uno scrittore, un traduttore, un saggista, che è esperto di filosofia, esponente di spicco della comunità ebraica italiana, allievo di una grandissima figura culturale e religiosa e protagonista del dialogo ebraico-cristiano, in particolare della nostra storia, il rabbino Giuseppe Laras. Buongiorno Vittorio, grazie per essere di nuovo con noi. Ciao Giulio, buongiorno a tutti. E ringrazio anche il professor Paolo Luca Bernardini, storico, docente di storia, direttore e fondatore del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio presso l'Università degli Studi dell'Insubria e tra l'altro, oltre che professore ordinario presso la stessa Università dell'Insubria a Como dal 2006, anche direttore dell'ISEP, l'Istituto per lo studio dell'ebraismo padano, sempre presso l'Università dell'Insubria. Buongiorno professor Bernardini e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, parliamo di un libro uscito da poco, firmato da Vittorio Robiati Bendaud, si intitola, come poi vedrete tra poco anche sullo schermo della nostra trasmissione in copertina, Non ti scordar di me, storia e oblio del genocidio armeno, con un saggio introduttivo di Paolo Mieli. Il professor Paolo Luca Bernardini ha scritto il 27 aprile sul Corriere della Sera una splendida recensione a questo splendido libro, che è splendido da leggere, che arricchisce, che allarga il cuore e la mente, ma che reca anche un dolore lancinante, perché parla di una questione sulla quale noi occidentali tutti, noi cristiani, noi ebrei, noi tutti occidentali, abbiamo molto da recriminare, molto, diciamo così, da rivedere nel nostro comportamento e nella nostra storia. Un libro, io lo definirei stupendo e lancinante, Vittorio, che credo, visto che consta di sole 200 pagine circa, neanche 150 pagine, credo sia costato un lavoro di sintesi straordinario. È diviso in 3 parti questo libro. La prima parte parla di come si arriva ai fatti brutali, come tu li chiami, dalla dimma allo sterminio. La seconda parte si occupa più propriamente del genocidio armeno e la terza di quello che accade dopo. E questa qui è la più urticante, la più bruciante per le nostre coscienze, no? Anche se in realtà anche nelle prime 2 dobbiamo mettere tante cose con cui fare i conti. Allora io vorrei, se i nostri ospiti, se Vittorio e il professor Bernardini sono d'accordo, procedere per singoli flash, in modo da illuminare i contenuti di questo libro. Vittorio, intanto a me piace partire dalla biblioteca di tua nonna, tu la racconti in una maniera affascinante, dal libro che custodiva tra gli altri, quello di Franz Werfel, I 40 giorni del Mossadegh, dove si racconta la terribile tragedia, una pagina della terribile tragedia armena, da 2 altre figure di donne straordinarie, Gabriella Gado e Antonia Arslan, che abbiamo avuto la fortuna di avere molte volte anche qui in radio, da Giuseppe Laras, che citavo prima, dalla mostra sul genocidio armeno al memoriale della Shoah a Milano. Ma voglio ricordare anche Shavon Nash Marshall, che anche lei per fortuna è stata tra le voci che hanno arricchito questa rubrica, questa mia rubrica e questa radio, purtroppo defunta improvvisamente e anticipatamente. Insomma, ti lascio brevemente la parola per introdurre questo libro. Poi andiamo, se siete d'accordo, anche chiamo in causa anche il professor Bernardini, per singoli flash. E chiedo a voi 2 di illuminarci ulteriormente dopo i flash. Vittorio. Allora, io ti ringrazio per aver ricordato tante persone, alcune per fortuna sono vive, altre non ci sono più, il commissario della mia nonna, ma mi fa piacere che tu abbia ricordato una persona che ignota ai più, ma a me cara, che era Gabriella Gado. Gabriella Gado era una donna molto particolare, amante dell'ebraismo, amante del popolo armeno, interessata ai cristiani d'Oriente, una donna di teatro, che nella sua parrocchia insegnava catechismo e faceva corsi teatrali anche per i bambini, per i ragazzi fuori dalla sua parrocchia, faceva spettacoli teatrali ed era una milanesona che lo diceva sempre lei: io sono oriunda di Porta Cicca,
Porta Cicca era è il nome con cui si chiamava, non so quanti ancora lo sappiano, una volta Porta Ticinese. Sì. Bene, mi fa piacere che tu abbia ricordato queste persone. Ovviamente Shavon Shmasha, questa grande eroica studiosa, una delle più importanti studiose cattoliche americane, era considerata una delle 100 più influenti donne e donne cattoliche segnatamente d'America. Visto che siamo in periodo di neoeletto pontefice, quindi in pontificato ineunte, ricordo che ha fatto un bellissimo libro su Severino Boezio. Dico Severino Boezio perché Boezio è sepolto nella basilica di alcuni dei suoi resti sarebbero sepolti nella basilica di San Pietro in Celdoro a Pavia assieme a Sant'Agostino, quindi stiamo parlando della nascita della filosofia cristiana, ok? Ecco, ed era anche un'appassionata di Giovanna d'Arco, a cui ha dedicato un libro, lei che fu su Giovanna d'Arco degli Armeni, e ovviamente un ringraziamento sempre affettuoso e così affecto discepoli è quello che va ad Antonio Arslan, che fortunatamente è con noi, speriamo che lo rimanga a lungo, per cui ad multos annos, e che fondamentalmente, io l'ho detto alla Camera qualche giorno fa, la letteratura italiana, e qua mi fermo su questo inizio della nostra chiacchierata, la letteratura italiana ha l'onore e ha la cosa significativa che i due più importanti libri sulla memoria, cioè Se questo è un uomo di Primo Levi e la Tregua, insomma, e la Masseria della Lodore siano scritti in italiano. Per la Shoah io ricordo sempre l'alter ego di Primo Levi era Wiesel con La notte. Il primo libro sul genocidio armeno è stato scritto da un ebreo in tedesco ed era, come tu hai già citato, quei 40 giorni del Mustadag, che erano nella biblioteca di mia nonna, in un preciso scaffale che io ancora ho bene in mente. Però tornando alla lingua italiana, la lingua italiana del secondo Novecento ospita due testi che sono letteratura non soltanto italiana, tanto di grande scrittura italiana con una grande prosa, totalmente diversi tra loro, ma che anche letteratura mondiale, ci fa parte del corpus, e sicuramente sono due testi fondamentali su quello che riguarda la letteratura dei genocidi, per cui ecco, grazie ad Antonio Arslan sempre. Bene, professor Bernardini, prima di entrare, se lei è d'accordo, appunto, per singoli flash in questo libro, io voglio citare la conclusione della sua bellissima recensione, io da lettore l'ho trovata bellissima, il libro di Vittorio, laddove lei conclude, questo è un libro che è anche un grido d'allarme, da leggere assolutamente. Voglio stimolarla subito su questo, professore. Perché un grido d'allarme? Quindi diciamo qualcosa che riguarda il nostro presente, non semplicemente la storia, nonché l'oblio del genocidio armeno, no? Certamente, guardi, la ringrazio. Io ho preso moltissimo da questo libro, nonostante da decenni mi occupi della questione armena, anche se scrivo relativamente poco su di essa. Certamente è un grido d'allarme perché rischiamo di dimenticarci di genocidi che sono trascorsi da molto tempo, che continuano come genocidi culturali e intellettuali nell'oblio, perché dimenticare è una forma di assassinio, e poi perché vi sono situazioni in corso nel mondo che riguardano oltretutto in molti casi minoranze cristiane, in cui se non si tratta di genocidi si tratta comunque di gravi assalti alla dignità e anche alla vita stessa di migliaia di persone. Per cui bisogna mantenere appunto questa virtù molto ebraica ma anche molto cristiana dell'attenzione sempre, insomma, dell'attenzione, della vigilanza perché non è una storia trascorsa, non è una storia trascorsa ed è una storia tenuta viva dal fatto che nella maggior parte della Turchia non solo non se ne parli, ma paradossalmente poi qualcuno ne parla addirittura con orgoglio come un atto dovuto che doveva essere compiuto, che è una cosa mostruosa. Quindi noi in realtà quando parliamo di genocidi, quando parliamo di tentativi di genocidio e così via, non parliamo di una storia che si è conclusa. Questo è vero per la maggior parte delle situazioni naturalmente, ma nel caso degli armeni è qualcosa di vivissimo perché ricordiamoci che sono
un ultimo avamposto a ben vedere delle chiese cristiane orientali, perché poi non c'è più nulla, comunque c'è l'Islam, quindi sono 3 milioni di persone circondate, e questa è la popolazione dello stato attuale dell'Armenia, circondate da entità statuali e religiose ostili. Quindi è un grido d'allarme anche per la nostra coscienza. Noi abbiamo avuto nella storia italiana infinite relazioni con il mondo armeno, anche letterarie, pensiamo a Cristoforo Armeno, tutto il discorso della serendipity, e quindi stiamo parlando di epoche molto remote, e ne abbiamo tuttora rapporti fondamentali. Ci sono molti italiani che vanno in Armenia, molti armeni che vengono qui, e quindi è qualcosa di ben vivo, e quindi noi dobbiamo essere, almeno come intellettuali, Vittorio lo è ampiamente anche nei suoi libri precedenti, in grado di, se non svegliare le coscienze, quantomeno mantenere viva la vigilanza. Questo concetto ebraico molto importante, ne parla ampiamente Harim Luzzatto nell'inizio del Settecento, c'è scritto anche, insomma, essere vigili, perché le cose purtroppo tante volte sfuggono anche l'attenzione. Io mi sto occupando ultimamente, proprio in questi giorni, degli eventi che stanno scuotendo il Pakistan, che poi la stampa italiana presenta sempre come una contesa per il Kashmir, ma la situazione è molto molto differente, molto molto più complessa, e anche in questo caso, per quanto naturalmente col popolo del Balochistan vi siano meno relazioni di quante non vi siano con il popolo armeno, bisogna stare attenti, perché sono in atto tentativi di genocidio e di annichilimento, a cui, se non altro, come intellettuali, noi non siamo politici, sono intellettuali, dobbiamo prestare attenzione. Ecco. Questo, per quello che ritengo che il libro di Vittorio sia un ottimo grido d'allarme, oltre che una ricostruzione precisissima dal punto di vista storiografico. Vittorio, un grido d'allarme che è contemporaneissimo, perché gli armeni sono ancora oggi, mentre stiamo parlando noi, sotto l'attacco della Turchia e dell'Azerbaigian. Qui abbiamo raccontato anche in questa radio la pulizia etnica, il vero e proprio etnocidio nei territori prima del Nakhichevan, che era un territorio armeno antichissimo ripulito di ogni traccia armena, e poi quella cosa atroce che è capitata poco tempo fa, ovvero 120.000 persone buttate fuori dall'Artsakh, in una specie di replica delle marce orribili a cui sono stati costretti gli armeni nel grande genocidio, nel Metz Yegern, il grande dolore, il grande male. Ed è roba recentissima, è ancora in atto, no? Per dire quanto bruciante sia l'attualità di questa questione. Perché? Tu vedi, tu nel libro segnali questa attualità, ma anche il fatto che il negazionismo significa attualità anch'esso, perché significa negare oggi per poter continuare oggi quel genocidio, negare che sia accaduto ieri. E questo disinteresse che noi proviamo verso la questione è nello stesso tempo, tu lo sottolinei, omicida e suicida. E poi tu fai fin alla premessa una bellissima proposta, secondo me bellissima, non so cosa ne pensa l'attuale Papa Leone XIV, che pure ha aperto molto alle chiese orientali e al dialogo con gli ebrei. Le chiese, tu scrivi, potrebbero fare pressioni sul governo, anche il nostro, per i cristiani armeni. Facciamo una cosa, non riscaldiamo le chiese con il gas a zero e devolviamo i fondi risparmiati per gli armeni dell'Artsakh. Bellissimo. Realistico? Ma non lo so, nel senso che sarebbe realistico se ci fosse un episcopato attrezzato, perché qua chi ragiona sono i vescovi. Adesso in quel che sto per dire ci attireremo una serie di fulmini, di nembi, ma penso che siano talmente inerti che neanche i fulmini e i nembi, semplicemente non ti curare di loro, ma guarda e passa, tanto fama di loro o della radio il mondo esser non lassa. Scusa, forse della radio sì, ma di quello che dirò io no. Questa è la strategia dei vescovi. Ma ti faccio un esempio, tu pensa, mi tolgo un attimo dagli armeni, se durante il sisma del 2016 che ha sconquassato il centro Italia, in particolare le regioni di Benedetto e di Francesco, per cui non è che siamo chissà quando e chissà dove, siamo alla base della cultura europea, italiana, del monachesimo, degli ordini mendicanti, una valenza oltre che paesaggistica, dove c'è questa interazione straordinaria tra uomo e natura. Se ogni diocesi italiana avesse adottato una chiesa terremotata, non dico, chiaro, una diocesi come Milano ne poteva adottare 20 per ogni decanato, ma se avessero adottato questo, e quindi c'è una solidarietà tra gli italiani terremotati e gli italiani a posto,
grazie a Dio con casa sicura, dove diocesi lontanissime andavano a riscoprire Benedetto e Francesco, avremmo compattato non soltanto l'Italia, ma che tanta roba, a livello simbolico, pratico. Ma dove hai visto una roba del genere? Questi ronfano. Come diceva un mio amico vescovo, spesso per molti presoli la mitria è il continuamento del nulla. Ok, questa è purtroppo. Figurati su una roba del genere, sarebbe bello che anziché dire scemenze sull'ecologia, che è una roba serissima, ma esterna alle chiese. È chiaro che il creato ci riguarda tutti, e che, come no, anzitutto perché siamo tutti creato, anche noi siamo creato. Deve ancora vedere qualcuno che venga a parlare dell'ecologia sulla mia persona, però vabbè, pazienza, in quanto parte del creato. Ma se avessero fatto una cosa che riguarda le chiese, cioè abbiamo chiese che sono in pericolo, cristiani che sono in pericolo, c'è una cosa che non possiamo, teniamo le chiese chiuse, ma tu ti immagini il panico? Sono talmente purtroppo mosci, si svegliano soltanto quando c'è da andare contro Israele a Gaza. Allora, spiritualmente, eticamente mosci, mi viene da dire, no? Questo è il punto. Sì, certo, perché se una scelta del genere, per quanti secoli le chiese sono state fredde? Per secoli sono state gelide d'inverno, ne scaldavano i fedeli, adesso non scaldano neanche i fedeli perché sono vuote purtroppo. Ma fai una scelta di dignità, di coraggio, di esistenzialmente rilevante. Questo sarebbe una gran cosa, e avrebbero forse dato un monito e avrebbero messo da parte soldi che comunque pochi o tanti a quei poveretti servivano. Certo, allora Vittorio, ma serve la testa. Purtroppo siamo in una chiesa che annaspa la ricerca di senso quando il senso dovrebbe trovarlo dentro se stessa e non cercando di riciclarsi sul mainstream per svuotarsi, di riempirsi di altro e svuotarsi di sé. Speriamo che questa tendenza con l'attuale pontificato sia finita. Allora, più chiaro di così non potevi essere, come al solito mi viene da dire. Tra poco vorrei sentire anche il professor Bernardini su una questione sulla quale ti stimolo subito però, Vittorio, perché nella parte prima del tuo libro, adesso io ti chiedo brevemente di raccontarci in che senso si va dalla dhimma, cioè dalla sottomissione islamica, allo sterminio degli armeni. Però direttamente collegate alle tue parole di poco fa, allora forse un motivo per cui c'è questo disinteresse verso gli armeni, omicida e suicida nel contempo per la nostra cultura, la nostra civiltà, per noi stessi, risiede anche nella storia. Allora la storia armena è ricchissima e ignota, come tu scrivi in larga parte, è la prima nazione cristiana al mondo, ma diciamo già dal concilio di Nicea e dal concilio di Calcedonia si mettono i semi della divisione, no? Tanto verso il mondo ebraico quanto verso gli armeni e le chiese d'Oriente. Allora questa roba qui non è solo storia di tanti secoli fa, è diciamo così, qualcosa di vivo che ci conduce a quello che dicevi tu poco fa, o sbaglio? Ma sì, allora, sì, da prendere con le pinze, però non sì. Faccio ancora un esempio pratico. Io l'altro giorno accompagnavo un mio amico che non aveva mai visto Milano, cioè uno l'aveva vista poco, di fronte alla chiesa di Santa Maria della Passione, magnifica chiesa nel centro di Milano, che fa magnifici concerti d'organo di fianco al conservatorio. E c'era un volantino fuori dalla facciata della chiesa in cui Monsignor Brugnaro, che è stato vescovo a Camerino, territorio lesionato dal sisma appunto, faceva una serie di incontri, ed è la prima volta che lo sento parlare, meritano uno per ciascuno, quando ci sarebbe da fare cicli per ciascuno, però viva Dio qualcosa è stato fatto, sulle chiese d'Oriente, una sui copti, una sugli etiopi, una sugli assiri, una sugli indiani, una sugli armeni. Domanda: quante diocesi italiane, e la riporto qui, che hanno noi abbiamo centinaia di migliaia, centinaia di migliaia di cristiani copti, alcuni hanno anche diocesi e monasteri, abbiamo centinaia di migliaia, sono più di 1 milione di cristiani rumeni, ma quelli sono cristiani ortodossi, non fanno parte, sono successivi al 1054. Parlo di quelli prima, cioè abbiamo una grande comunità armena che a Milano, nel Triveneto, è una storia secolare. A Milano abbiamo la Casa Armena, una chiesa apostolica armena, hanno fatta dai sopravvissuti al genocidio. Abbiamo un'enorme comunità a Milano, ad esempio, ma non soltanto a Milano, etiope, anche a Roma, etiope eritrea, dove c'è anche la questione coloniale, italiana, con tutte le nefandezze. Ricordiamoci che si è andati in un paese cristiano e ragazzi, non c'è formazione.
Magari le diocesi ti fanno fare il corso sull'Islam, sul buddismo per conoscere le altre religioni, ma di queste chiese che sono parte del territorio dove c'è gente che lavora, che hanno una storia sofferta anche di lontananza da Roma, perché pensate soltanto quando a quello che è successo, il cortocircuito di quando noi siamo andati a invadere l'Etiopia, e l'Eritrea, con quello che è successo, ma erano paesi cristiani, antichissimi paesi cristiani, di tutto questo nessuno sa niente. Nessuno sa niente, per cui hai voglia di parlare di ecumenismo tra le chiese cristiane? È che se la gente non sa di che si tratta, non sa con chi si ha a che fare, non ha certo, Nicea 325, da una parte diciamo l'inizio della fissazione del credo, ok? Che è quello che unisce anche su certe cose, pur dividendo gli ebrei cristiani. Chi oggi, quando uno pensa credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem celi et terre visibilium omnium et invisibilium, di tutte le cose, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, non sono soltanto quelle che non vedi, è qualcosa di più. Ragazzi, è un'enormità da affermare. Questo è quello che è il concetto del Dio creatore, che parte dall'ebraismo, che proprio sulle stesse pagine di Genesi rilancia anche il cristianesimo che abbiamo insieme. È un'enormità. C'è anche la separazione simbolica della data della Pasqua, per cui con tutta la polemica antiebraica, se uno prende quella recensione, perché c'era una polemica con alcuni seguaci di Eusebio di Cesarea, che fa Atanasio, uno dei grandi padri, sul credo di Nicea, in cui lui ovviamente dice che gli ariani, quegli altri eccetera, erano peggio degli ebrei, e gli ebrei già facevano schifo perché le invettive. Siamo in piena polemica antigiudaica, che a Nicea ha la rottura simbolica col cambio della Pasqua, quindi la separazione e anche la dismissione di antichi usi liturgici che c'erano fino a Nicea, in alcuni casi sono rimasti, comunque poi si sono persi, cioè di celebrare la Pasqua comunque sullo stesso giorno, cosiddetta quarto decimale degli ebrei, ma lì è iniziata una spaccatura enorme, che è stata l'archetipo, come avevano detto sia von Balthasar da parte cattolica che Cambart da parte protestante, di tutti gli scismi interni alla Chiesa. E il secondo grande scisma, lasciando stare la questione del Concilio di Efeso, è Calcedonia, dove le chiese più antiche, cioè la chiesa di parlante aramaico, okay? La chiesa che ha la Peshitta, che legge ancora i libri liturgici, la Bibbia è una traduzione aramaica, chiesa Siro Caldea, ok, c'è anche la componente cattolica, da cui dipendeva a livello di giurisdizione ecclesiastica i cristiani di San Tommaso in India, che sono comunque infatti chiamati Siro-Malabarici, Siro, ok? Perdono queste antiche comunità di origine giudeo-cristiana, perdono i copti, che erano anche loro con antiche popolazioni ebraiche, perché le tribù cristiane, con una grande anche guerra interna tra le tribù cristiane e le tribù ebraiche in Etiopia, in Abissinia all'epoca si chiamava, ok? E c'è una grossa polemica, ma infatti ancora oggi abbiamo ebrei lì, ebrei particolari, ma sempre ebrei, e perdono i copti, la più grossa, e erano già più grecizzati come cultura, la grande comunità che poi dopo, quando dovete scegliere degli arabi nel VII secolo, capitolò. Cioè tutti i musulmani egiziani, fondamentalmente una minima parte è con DNA islamico, sono tutti quei milioni di cristiani e di ebrei, che però era una grande comunità, certo non paragonabile, che nei secoli si sono convertiti per estenuazione, quando non per sopruso. E quindi il Concilio di Calcedonia, con Papa Leone I, è la grande spaccatura tra queste chiese antiche, 301 gli armeni, 304 gli etiopi, che sono ancora in comunione tra di loro, ma che si spaccano perché non sono d'accordo con alcune misure dei canoni del Concilio di Calcedonia, ed è il grande dimenticarsi dell'Occidente latino di queste chiese. Ecco, punto. Speriamo che Papa Leone, da Leone a Leone, come ha iniziato con le prime frasi all'inizio del pontificato, rimetta a posto l'errore del suo grande antecessore, sì, che tanto è famosissimo, quello dei sermoni natalizi. Se uno prende i sermoni di Papa Leone Magno, c'è quello famoso sul Natale in cui Cur Deus sumus homo factus est, perché Dio
sommo si è fatto uomo. Qui chiaramente ebrei e cristiani divergiamo. La risposta che dà Leone Magno è perché l'uomo diventasse Dio, cioè la divinizzazione dell'essere umano. Però voglio dire, questo grande pontefice, che è quello che ha presieduto il Concilio di Calcedonia, che poi è uscito con questa spaccatura, speriamo che Leone XIV sappia recuperare Allora, la scivolata del suo predecessore. Dobbiamo fare un piccolissimo stacco, poi voglio chiamare in causa il professor Bernardini, perché su questo tema della conoscenza, della memoria e del sapere lei chiude anche il suo articolo a proposito di un memoriale, anzi di memoriali del genocidio armeno, uno in particolare in Germania. Ci sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Ecco, professor Bernardini, dicevo prima, Eccomi. in Italia non vi è alcun memoriale per le vittime del genocidio armeno. Lei scrive nella sua recensione del libro di Vittorio Robiati Bendaud, Non ti scordar di me. In Germania un memoriale a Colonia era stato eretto, è stato rimosso dalle ruspe e adesso ci sono moschee al posto del memoriale magari. E la Germania ha avuto un ruolo, si legge benissimo nel libro, documentatissimamente nel libro di Vittorio, ha avuto un ruolo non secondario nella vicenda armena, che la collega direttamente alla Shoah, tra l'altro. Professore. Ma certamente, dunque, il fatto che manchi un memoriale in Italia direi che è abbastanza grave. Ma ancora più grave il fatto che in una città come Colonia sia stato rimosso il memoriale. Ricordiamoci che stiamo parlando di un paese, la Germania, di cui ai tempi hitleriani, ma anche prima di Hitler, si prese a modello, e come dimostra il libro di Vittorio ampiamente ci furono degli intrecci proprio nella operatività del genocidio tra la Germania e la Turchia. Quindi questo il fatto che è accaduto a Colonia è molto grave, è stato rimarcato ampiamente peraltro dalla stampa tedesca in senso negativo. Ricordiamoci che per una serie di motivi geopolitici il rapporto con la Turchia della Germania è sempre stato molto forte, a partire naturalmente dalla necessità di forza lavoro turca, che ha rappresentato per lunghissimo tempo il numero più alto di migranti nella Germania, sia prima dell'unificazione ma anche dopo l'unificazione. E questo è molto grave, naturalmente. Io ho scritto questa lunga recensione, Sì. questo bellissimo libro, citando il fatto che poi in realtà la Germania ha fatto un mea culpa pubblico da molto tempo ormai rispetto ai genocidi che compirono loro nei territori conquistati dopo Francoforte nel 1884, dopo la spartizione degli ultimi imperi coloniali dell'Africa, cioè segnatamente in Namibia, con la popolazione degli Herero, che venne sterminata utilizzando anche Sì. gas, comunque moderni forme di sterminio tecnico, di strumenti di sterminio tecnico del 1907-8. Io ho vissuto per un anno nella città bellissima di Amburgo, dove c'è un museo dedicato alla storia dell'antropologia, no? E in questo museo c'è proprio una sala dedicata agli Herero, Bororo e alle altre popolazioni sterminate in Namibia dai tedeschi, dicendo: noi ci vergogniamo molto, voi che entrate qui, attenzione, voi entrate e vedete un momento tragico, vergognoso, di cui ci vergogniamo della storia tedesca. Ora, questo non accade in tantissime altre parti del mondo, quindi stupisce questo fatto che un paese importante per le sue relazioni con la Turchia, ma anche poi per gli studiosi del mondo armeno come la Germania, sia avvenuto questo. In Italia invece, che io sappia, non c'è nessun memoriale. Cito cose piccoline in questo articolo che cita lei, di questa recensione, ma non esiste nessun memoriale. Ad esempio a Padova, città ricchissima di tradizione armena, dove vive
questa personalità e persona meravigliosa che Vittorio ha citato prima, anche lei ha citato prima, Vittorio Arslan, la cui Masseria delle all'Odole è un libro bellissimo. C'è un monumento appena si esce dalla stazione in Viale Garibaldi, c'è un monumento alle vittime dell'11 settembre che volle l'allora sindaco Giustina Destro. Per carità, è molto giusto ricordare questo terribile episodio del 2001, ma non esiste un memoriale per il genocidio armeno, nonostante la presenza notevolissima di armeni anche nel mondo universitario. C'è il collegio armeno Palazzo Zacco, che attualmente è la sede del circolo interforze degli ufficiali, che ho frequentato molto. Ci sono tantissime altre testimonianze armene, per non parlare poi degli archivi, dove c'è pieno di testimonianze. Però in Italia, almeno in Veneto, secondo me dovrebbe esserci, ma non solo in Veneto, a Milano, come ha detto Vittorio prima, c'è una presenza fortissima di armeni, a Roma, quindi dovrebbe esserci ricordato. Però noi purtroppo tendiamo a dimenticare molte cose. Vittorio, volevi intervenire, prego. Paolo, scusa se ti interrompo, voglio fare una proposta proprio su questa questione del monumento in Italia. Anzi, due proposte che lancio a te come per la radio, e se dalla radio può partire. La prima, a Milano c'è un Kashgar vicino alla Basilica di Sant'Ambrogio, c'è una croce armena, ok? Queste croci albero, dove ogni 24 aprile c'è una commemorazione per ricordare le vittime del genocidio, quindi nel giorno della memoria armena. Mi piacerebbe che la nostra radio facesse da volano per portare persone quel giorno al Kashgar, perché è un luogo di Milano, della nostra città, che esiste a livello urbanistico, di segno della città, e sarebbe bello, perché sennò la gente non sa che c'è quel Kashgar. Un'altra cosa che si potrebbe fare a Milano, vista la presenza armena e visti i legami tra la comunità ebraica milanese e il mondo armeno, con Rabbino Lara, San Marco Antonio, quella mostra, eccetera, che al memoriale dello Shoah, fuori dal memoriale, venga messa una targa sulla connessione tra i due genocidi per il prossimo 27 gennaio, in maniera tale da smuovere un po' le istituzioni con la forza della società civile. Ecco, questa potrebbe essere una proposta. Scusate, finisco l'inciso. Ottima idea. Noi in fondo come studiosi non abbiamo un potere politico, però abbiamo sicuramente, almeno quando si è studiosi in senso serio e profondo, dovremmo avere un piccolo potere di influenzare appunto scelte di questo tipo, per cui è una bellissima idea, ecco. Vittorio, torno mi associo sul fatto che ce ne faremo promotori di questa bellissima idea, Vittorio. Torno alla prima parte del tuo libro. Stavo dicendo prima, tu hai sottolineato prima come a un certo punto con il Concilio di Calcedonia si pone il seme della divisione tra le chiese d'Oriente e la Chiesa di Roma, insomma, e il mondo bizantino anche. Quindi a un certo punto gli armeni, tu scrivi, preferiscono la dhimma, cioè il dominio arabo-islamico, però diciamo lo preferiscono dopo aver sperimentato la discriminazione dell'impero bizantino, quindi dell'Occidente cristiano, che già non prevede posto per i non cristiani. Tu hai citato prima Agostino, ma Agostino di Ippona, che gli ebrei, tu lo ricordi, siano tenuti in stato di costante derelizione. Non parliamo del Codex Theodosianus del 438 d.C., dove si saldano, tu scrivi, lascio tutto il piacere della scoperta a chi leggerà il libro, l'antiebraismo e la misoginia, che sono due questioni strettamente correlate. Nel libro è spiegato benissimo il perché. La normativa bizantina produce tutto questo e naturalmente la dhimma, cioè il meccanismo della sottomissione islamico, procede sulla stessa strada sostanzialmente. Quindi gli armeni prima preferiscono la dhimma, ma finché rimangono nell'ambito della Turchia una comunità fedele, no? Una comunità o millet in lingua turca fedele. Però la logica della dhimma contiene in sé la logica del male e del male assoluto, del Metzjegern, del genocidio, perché nel momento in cui il fedele si ribella o comunque rivuole la sua originaria, peraltro, autonomia anche culturale, spirituale, religiosa, a quel punto diciamo le due realtà cozzano, perché la Turchia ha bisogno di una legittimazione originaria, questo l'ha spiegato benissimo Sharon Nash Marshall, no? Ha bisogno di un Vatan, di una patria, e non può tollerare che vi sia una alterità precedente, fondativa rispetto alla propria, e quindi finché tu rimani
fedele, sottomesso, logica della Dima, va bene. E quando inizi, diciamo, ad alzare la testa, secondo il principio greco, sempre ricordato da Nash Marshall, cioè l'indipendenza greca che fa da modello per le rivendicazioni, e allora lì inizia il dramma. Dramma corroborato dall'Islampolitik tedesca, no? Questo è il nucleo, il cuore, diciamo, della parte prima del tuo libro. A me ha colpito molto quello che tu hai documentato, le riviste delle chiese evangeliche tedesche, per fare un esempio, che veicolano la figura dell'usuraio armeno come questione razziale, no? Questo diciamo sinistramente richiama la Shoah. L'arrivo dei giovani turchi, del Comitato Unione Progresso, del sultano, dopo il sultano rosso che fu l'iniziatore del genocidio, e la prosecuzione del genocidio come uccisione di un popolo, in tedesco Völkermord, no? Un processo genocidiario vero e proprio che dal Metzger arriva alla Shoah. E questa è la prima parte del libro. Ti lascio un breve commento e poi lo lascio anche al professor Bernardini se abbiamo da aggiungere qualcosa, perché poi c'è la parte centrale, quella del genocidio vero e proprio, dove le responsabilità tedesche diventano anche militari pratiche. Il generale Bronsart von Schellendorf, il tenente colonnello Sievert, il tenente colonnello Böttring, tantissimi altri, i campi a sud di Berlino per i prigionieri di guerra musulmani da indottrinare pro-jihad, il professor Felix von Luschan, l'antropologia razziale, il tipo armenoide che poi diventerà anche quello ebraico, e la deportazione in Namibia da parte dei tedeschi delle popolazioni Herero e Nama che ricordava il professor Bernardini. Ecco, ti lascio la parola, Vittorio. Ho messo tantissima carne al fuoco perché volevo riassumere nel più breve tempo possibile due capitoli. No, due capitoli centrali e bellissimi del tuo libro. Io però lascio il piacere, è veramente un libro irriassumibile per molti versi, ma ve lo dovete leggere perché è ricco, pieno, ogni pagina imparate qualcosa e ci pensate sopra e riflettete, vi si allarga la mente ma vi duole il cuore. Questo per quello dicevo lancinante all'inizio della conversazione. Vittorio e poi il professor Bernardini. Guarda, prima cosa, quando preferiscono i musulmani ai bizantini, perché i bizantini che erano ancora uniti a Roma, cioè nel senso che Calcedonia sono Roma e Bisanzio versus armeni, assiri, indiani, etiopi e copti, ma preferiscono questi perché sapevano delle misure feroci che l'impero bizantino adottava contro gli ebrei, di cui questo non ne fregava niente, ma contro di loro in quanto, tra virgolette, eretici o assimilabili ad eretici, ok? Quindi con tutta la forza, non soltanto dell'invettiva retorica, ma anche di uno Stato che è teologicamente orientato e confessionalmente orientato. Sì. Quindi pensavo, se i musulmani che ritenevano in qualche modo tanto gli ebrei dell'epoca che queste chiese una forma di eresia cristiana, ok? Più o meno, non c'era soltanto demonizzazione, c'era una specie di così, riconoscere una qualche similitudine, quindi recepiti come una sorta di eresia cristiana, che non sarebbe durata a lungo, questa era l'idea, tanto vale finché, piuttosto che questi altri che sono insopportabili, stare con loro, cioè con i musulmani, perché comunque uno non durano a lungo, due hanno delle misure della Zimma che già conosciamo perché le abbiamo viste in atto contro gli ebrei, che tutto sommato però ci danno qualche legittimità e poi verremo a patti, atroce, anche perché in alcuni paesi erano una maggioranza. Tipo nell'Egitto i copti erano una maggioranza rispetto ai pochi musulmani e dopo chi si immaginava, non potevano immaginare quello che poi sarebbe stato il prosieguo della storia. Primo punto. Secondo punto, per quello che riguarda la questione dello slittamento delle chiese, da una parte dell'armeno a usuraio, quindi di un archetipo antisemita che permette di declassare e abbrutire nell'immaginario cristiano mitteleuropeo un cristiano orientale. E questa è una struttura che da una parte è quel processo di estraneazione rispetto alle sorti dei cristiani d'Oriente e delle loro vicende, dall'altra e che parte da Calcedonia. Non solo, anche di considerare tutte queste forme di cristianesimo delle anticaglie per ritualità, per rito, per teologia, per mistagogia, per come si può dire, forma di preghiera e per struttura filosofico-teologica. Perché tutte queste cose qua le vedevano come dei remoti fossili e come fossili quindi dei revenant, ok? E in più c'è la questione dell'antisemitismo. Se tu connetti le due cose,
ottieni quello che è successo nell'immaginario mitteleuropeo, ma non solo mitteleuropeo, perché questo qua è il caso più eclatante, ma riguarda anche alcune riviste nel mondo anglosassone e non solo. Terzo punto, per risponderti, per quello che riguarda la questione è una precisazione al primo, c'è anche da parte di queste chiese un'ostilità verso l'Occidente, dovuta proprio a questa singolare tensione. Tu pensa che quando Costantinopoli sta per cadere, dicono anche lì, e avevano già visto cosa è successo con gli armeni, con i copti, con i siri, con gli etioppi, piuttosto che chiedere l'aiuto a Roma e quindi al mondo latino, c'è questa ossessione, meglio stare con i musulmani, meglio crollare come entità greca bizantina piuttosto che stare insieme all'odiato nemico. È una logica suicidaria, totalmente folle, ma è una logica che c'è stata anche da parte di queste chiese. Anche nello stesso mondo armeno, piuttosto che stare con il mondo come si può dire, latino, che voleva imporre il latino e fare una comunione spirituale tra le due chiese per secoli, meglio la dimma, meglio questo che è un problema molto serio, di cui i cristiani normali, cioè ordinari, le brave persone, ok, come chiunque altro, non sanno nulla. E dovrebbe essere spiegato loro, perché quello che il problema è che tutte queste cose sono spiegabili, ci vuole tempo, ma sono spiegabili, perché se uno si spiega capisce, come direbbe Kant, anche a orientarsi nel pensiero. La stessa cosa vale per l'antiebraismo, il fatto che nonostante giornata della memoria la gente non sappia che c'è un DNA dell'orrore. Il professor Bernardini ha citato in Namibia gli Herero e i Nama, poi dopo gli armeni, poi dopo gli ebrei. Questo per quello che riguarda soltanto l'antropologia razziale. E non sai, ad esempio, anche la questione delle deportazioni. Le deportazioni non arrivano in Europa a fungo. Per non parlare dell'antisemitismo, dove devi andare indietro in una archeologia del sapere, per citare Foucault, un'archeologia del sapere che parte dall'antisemitismo, dallo scontro tra chiesa e sinagoga. Ed è esattamente quello di cui non si parla. Si fa la foto pietistica di vedere 4 bambini morenti o 4 cadaveri, semicadaveri marciati ancora in vita e qualche storia strappalacrime, tutte cose vere, per l'amor di Dio, che meritano immedesimazione, empatia, rispetto enorme, compassione, pianto, ma non è quello il problema. Il problema è l'antisemitismo. Non è quello è semplicemente l'effetto deteriore a valle. Ma la valanga, la slasina è partita in vetta e per cui non affrontare questo è esattamente quello in cui si è, secondo me, sbagliato alla grande per decenni da parte di tutti, anche per ovvie ragioni, sia perché è difficile tutto questo, sia perché richiede un'attività culturale enorme, sia perché è difficile umanamente e anche come realtà, anche per le stesse comunità ebraiche, per le chiese, maneggiare una roba del genere e portarla, come si può dire, al menù alla carta della persona qualsiasi, e tanto più di uno studente. Allora è più facile dire: si parte col tirare la treccia alla tua amica e a dire una brutta parola al tuo compagno. No, perché non tutti noi abbiamo tirato una treccia, o magari ci è presa anche una sberra o una graffiata, e abbiamo detto una mala parola, e non siamo genocidi o genocidari, Dio non voglia. Professor Bernardini, è questa dimenticanza che ci porta al 98-2007, all'Azerbaigian che distrugge ogni manufatto armeno in Nakhichevan, che azzera la splendida necropoli di Giulfa, o all'ISIS che a Deir el-Zor, racconto ancora quello che Vittorio documenta mirabilmente in questo libro, oltraggia la chiesa armena e gli cristiani assiri siriaci caldei, sterminati nel 2014-2015 con modalità uguali a quelle di 110 anni fa e prima. Saifo è il genocidio assiro, caldeo-siriaco. Oppure l'Artsakh, di cui parlavamo prima, 120.000 persone buttate fuori dalla loro terra. Qui a proposito, Vittorio, poi prima di chiudere voglio che tu ci racconti un po' 2 episodi. Li butto là tutti, a mo' di flash: l'orfanotrofio di Antura e l'incontro con questo medico armeno-siriano che tu hai proprio, uno sfuggito dall'ISIS che incontri proprio in Artsakh, no?
e che ti racconta di droni israeliani usati dagli azeri contro gli armeni e ti spacca il cuore naturalmente da ebreo. Peraltro anche Paolo Mieli nella sua introduzione parla del problema di Israele che ancora non ha riconosciuto il genocidio armeno. E arriviamo all'Italia che nel 22, pochi anni fa, 2 anni fa, firma 9 accordi con la Turchia. La Presidente della Commissione europea von der Leyen che vola a Baku per il gas e definisce gli azeri, lo Stato azero, partner affidabile. I russi, italiani, tedeschi, oltre a Israele, che vendono armi all'Azerbaigian, che vuole la fine dell'Armenia e degli armeni. E poi il peggio, tu scrivi, Vittorio, ma qui interpello il professor Bernardini, nelle religioni. Fior di conferenze di dialogo interreligioso a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, cioè il paese più nemico degli armeni in questo momento. Pastori, cardinali, imam, rabbini, tutti insieme. Cardinali vaticani insigniti di onorificenze azere, catacombe romane restaurate con fondi azeri e Papa Francesco, pace all'anima sua, che consegna alla moglie del dittatore azero Aliyev il massimo riconoscimento vaticano. Professor Bernardini, qua ce n'è di conti da fare. Purtroppo sono pagine, diciamo così, non belle dello scorso pontificato e credo che Leone XIV abbia iniziato nel modo giusto e che certamente dovrà mettere gran lavoro in uno dei suoi dicasteri, a questo punto fondamentale, che è il dicastero per le chiese orientali. Tutto quello che ha fatto purtroppo in questo senso Papa Francesco è stato divisivo anche per quanto riguarda le chiese orientali, ad esempio della distinzione che ha fatto esattamente 10 anni fa, nel 2015, tra la Chiesa Cattolica Eritrea, che è stata separata dalla Chiesa Cattolica Etiope. Cioè il discorso è veramente molto, molto ampio. Credo che il grido d'allarme è questo, se stiamo parlando di un'identità dell'Occidente e dell'Europa, che naturalmente ci si domanda appunto dei viaggi della von der Leyen in Azerbaigian, se la stessa signora von der Leyen abbia coscienza, pur nella posizione in cui occupa all'interno dell'Unione Europea, di cosa sia veramente l'Europa. Il discorso della riconciliazione con le chiese d'Oriente è un discorso lunghissimo, che naturalmente parte da Calcedonia Nicea, arriva allo scisma, arriva in realtà anche ai tempi attuali. Certamente se l'Europa nega la propria cristianità e pone rapporti con stati islamici che peraltro diventano sempre più radicali, generalmente si scava la fossa da sola, e questo in realtà sta accadendo da tantissimo tempo. È anche vero che la conoscenza della storia della Chiesa purtroppo è molto limitata, e per cui il modo in cui è stato trattato da parte di Roma la Chiesa d'Oriente è veramente un peccato millenario, e che alcuni papi hanno cercato poi in sede conciliare di porvi dei rimedi, ma penso a papi dell'età moderna che conosco meglio, ma anche lo stesso Urbano VIII, su cui sto lavorando adesso, o 2 secoli prima Martino V. Insomma, c'è stato tutto il problema di toccare, però l'Occidente è fondamentalmente cristiano, non solo cristiano ma ebraico cristiano, e deve ricompattarsi in questo senso, e quindi deve anche rivedere, naturalmente può fare una profonda autocritica su quello che è stato fatto nei secoli, ma operativamente dobbiamo renderci conto che in questo modo il declino dell'Occidente, come parlava Spengler, diventa la fine dell'Occidente, e attualmente è messo bene in luce pagine molto tristi del pontificato, che mi hanno anche personalmente ferito quando vedevo che accadevano. Insomma, poi se abbiamo bisogno di gas non è necessario andarlo a cercare per forza in Azerbaigian. Ecco, quindi... Professore, voglio tornare a Vittorio. Allora, Forget Me Not, ovvero Non ti scordar di me, il titolo di questo bellissimo libro di Vittorio Robiati Bendaud. Perché non ti scordar di me? Perché questo piccolo fiore tenace peraltro, è stato scelto come emblema del centenario del genocidio armeno, del grande male, il Metz-Yegern. Questo per chiarire il perché del titolo. Ma io voglio farti chiudere la nostra conversazione, Vittorio, con 2 fotografie che a me mi hanno toccato, mi hanno colpito moltissimo. Le citavo prima. L'orfanotrofio di Antura. Vuoi spendere 2 parole su questo? E poi anche il tuo incontro in Artsakh, credo proprio con Antonia Arslan e con Shavon Nash Marshall,
fai l'incontro con un medico armeno-siriano, tu gli domandi ma perché tu sei qui dopo aver subito le atrocità dell'ISIS e adesso ti tocca subire di nuovo, diciamo così, la persecuzione contro gli armeni? E questo medico ti dà una risposta meravigliosa che io lascio a te però di dire a chi ci sta seguendo. Allora, circa la questione dell'orfanotrofio di Antura, c'è una rete di orfanotrofi, questo era più grande, attualmente è una scuola, era nato come un convento, poi dopo è diventato scuola, la prima scuola cattolica, diciamo, nel vicino Medio Oriente, ancora oggi è una scuola cattolica. Nei chiostri sono inumati tantissimi bambini armeni, ci sono anche alcuni bambini curdi e molti bambini anche cristiani assiri, però appunto i curdi erano musulmani, la maggior parte c'erano persone che sopravvissute per gli armeni e per gli assiri alle deportazioni, rapiti o comprati, ancora piccoli, che potevano essere islamizzati e turchizzati, cioè attenzione, facendo un parallelo con la Shoah, il bambino ebreo non doveva sopravvivere, doveva essere ucciso. Il bambino armeno, quei pochi che sopravvivevano, perché l'opera di annichilimento c'era, doveva essere un processo non di sparizione fisica, ma identitaria totale, turchizzato e islamizzato. Se questo non succedeva, subivano purghe, violenze di tantissime nature, e per la malnutrizione e le violenze molti sono morti in una specie di orfanotrofio, quello che è un orfanotrofio genocidario. Premetto, i tre triunvi, soltanto uno è d'accordo con questa linea soft molte virgolette, perché il capo in testa diceva che anche i bambini non dovevano sopravvivere, quindi c'è una totale identità che anche il bambino aveva la colpa di essere nato, il bambino armeno o assiro. In questo progetto, durante il genocidio, che pur vide la collaborazione come forza armata come braccio dei curdi, che però hanno chiesto scusa e va ad onore loro, specie che traditi anche loro ancora una volta dall'Occidente, recentissimamente da tutti gli stati occidentali. I curdi comunque erano un problema in nuce, e per risolvere il problema curdo, per lenirlo, l'avevano utilizzato contro gli armeni, ma comunque il problema c'era, quindi anche alcuni bambini curdi erano lì presenti. L'H responsabile era la nascita della madre dei turchi, Khalid Edib, che era una delle grandi intellettuali di Turchia, per cui insomma il padre era segretario dello stesso sultano che fece i primi massacri di armeni. Questo per quello che è dare un piccolo flash sull'orfanotrofio di Antura in Libano. Per quello che riguarda l'incontro che ho fatto, ma io stavo andando, ero abbastanza teso perché prendevo da cellulare la linea, ero sul confine tra Iran e Azerbaijan, ok? Prendevo sul cellulare la rete iraniana ed ero un po' terrorizzato. Scendiamo in questo bellissimo posto verde dove c'è un accolto con melanzane arrosto, riso, festosi, c'era un fico che era superbo e delle viti. Era un piccolo Eden. È piccolo Eden, e c'è lo sento parlare arabo e dico parlo con questo signore bello, gioviale, in carne, abbronzato, con dei bei baffoni, baffoni alla Guareschi. Allora dico, ma lei io vengo tra Siria e Iraq, dico, ma lì c'era l'ISIS. Sì, infatti, e mi ha raccontato che lui aveva perso la moglie prima, che le due figlie erano state obbligate a coprirsi, che una non so per quale ragione si era scoperta, è stata pubblicamente picchiata sulla piazza, era stata messa poi dopo in carcere, per fortuna non ne avevano abusato, che chi aveva denunciato lui in quanto medico almeno era il vicino musulmano di casa, tutta una serie di cose allegre purtroppo, perché la domanda non è quando succedono queste cose, la domanda, oltre a quando succedono, è quando il tuo vicino a denunciarti, la convivenza che c'era prima, di che qualità era? Perché è la vera domanda. Quelli che dicono, ma prima ci stava bene, sì, ma quando è il tuo vicino, che è quello con cui stavi bene prima, a denunciarti, la qualità di quella convivenza, che qualità era? Ci ho detto, questo signore quando scopre che io sono ebreo, e peraltro figlio israeliano, si scioglie, mi si mette a piangere, mi abbraccia, mi bacia, e anch'io ero commosso. È stata una chiacchierata in cui c'è stato un po' di arabo, un po' di inglese, un po' di armeno, un gran balagan, direbbero in Israele, un gran casino a livello linguistico. E gli dico, scusa, ma quella scuola lì che doveva essere dedicata ad Antonia Arslan, no, questi sono i doroni israeliani. Allora io purtroppo so perfettamente di che si tratta, permettetemi di spendere qualche minuto e poi mi taccio. È chiaro che nella situazione drammatica in cui versa Israele bisogna andare a monte. L'alleato degli Stati Uniti e della NATO
in Medio Oriente, il principale dentro NATO è la Turchia, che non è la Turchia di adesso, che pur rimane della follia, ma pur rimane, perché ci sono le basi, ci sono cose molto serie, basi contro testate nucleari, è stata la Turchia. E gli armeni sopravvissuti, pur avendo una grande diaspora in Armenia, ma l'Armenia, quello che rimane dell'Armenia a livello di entità statuale, più quelli che ci sono c'erano in Unione Sovietica, era sotto l'URSS. E ricordiamoci che Lavrov è armeno, ok? Poi non so quanto abbia fatto, anzi niente ha fatto quando c'è stato l'attacco dell'Azerbaigian, però è armeno. Allora, è chiaro che in quella contrapposizione c'è stata una partita in cui queste due minoranze, tanto per cambiare, si sono trovate molto simili ma su fronti opposti. Voglio andare ancora un pochino più indietro nel tempo. Quando gli ebrei vengono scacciati dalla Spagna, molti si rifugiano, trovano rifugio nell'impero ottomano a corte del sultano. I primi accuse di crimine rituale perseguite dal sultano, cioè di accusa degli omicidio rituale sotto la notte di Pasqua ebraica, di ebrei che si nutrivano di sangue cristiano, cioè di vampirismo rituale, mettiamola così, viene da Erzurum e da altri luoghi che sono a maggioranza armena, per cui c'è una doppia partita che vede militare per esigenze di vita, okay? Due minoranze che devono campare, purtroppo dandosi graffiate. Ricordiamoci che comunque tutte le chiese cristiane orientali sono un profondo senso del complotto e anche di antisemitismo d'antan. Quindi questo non è un dato spiacevole, ma un dato che dobbiamo assumere. Quindi quando ad esempio o altra cosa, quando ci furono i massacri del fine 800, gli ebrei ottomani, non gli ebrei in Europa, che sono quelli che denunciano i massacri più dei cristiani, ma gli ebrei ottomani stanno zitti, ma per due ragioni. La prima è che se la prendono con i cristiani, che hanno l'Occidente cristiano che fa pressione sul sociale, se noi iniziassimo a parteggiare per loro, chi difende noi? Che non abbiamo neanche quegli occidentali che ci difendono. E seconda cosa, noi con i turchi abbiamo un rapporto buono, perché nel 1492 ci hanno accolto gli ottomani e l'ultimo erede di quel sultanato, cioè penultimo, terzultimo, che era Abdul Hamid, in quegli anni festeggiava i 500 anni, i 400 anni dall'arrivo degli ebrei in maniera cospicua, sefarditi lì. Per cui bisogna capire questo contrappunto della storia terribile, perché se lo si capisce con un senso di pesantezza, di amarezza, di anche ineluttabilità, si capisce la partita. Ora immaginatevi Israele che ha questa come alleato gli Stati Uniti, quindi la NATO, che quindi è la Turchia, e che dal 94, con lo svelarsi delle relazioni con alcuni paesi dell'Unione Europea sovietica, ha in funzione anti-iraniana a questi sciiti che però sono turchi, che con cui sono grossi accordi di partnership commerciale, che fondamentalmente prevengono che da parte iraniana ci sia un'aggressione a Israele. Per converso, tutte le chiese orientali, compresa quella armena, con i loro fedeli spesso parteggiano sia prima col panarabismo in funzione anti-israeliana, sia spesso, perché in realtà anche di reti di intelligence, con gli iraniani. Quindi questa è una partita a filo doppio che purtroppo dobbiamo assumere, che nessuno, e tanto meno il dialogo ebraico-cristiano, purtroppo è riuscito a spiegare agli spettatori europei che leggono, che non ne sanno nulla, non sanno che il linguaggio è infangato, è troppo, perché dice una cosa ma ne vuol dire un'altra, che non puoi dire se non alcune cose ma pensarne altre, e quindi nasce questa partita di scherma dove appunto purtroppo in questa funzione Israele vende armi all'Azerbaigian. Allora, e gli effetti sono contro gli armeni, disgraziatamente. Vorrei chiudere su una cosa, però questo vale a livello strategico, è amarissimo ed è esecrabile, a me crea profondo fastidio, profonda onta, profonda rabbia, però va spiegato, non assolve ma spiega, ed è fondamentale spiegare, perché bisogna stare calmi e seduti ad una partita molto più grandiosa e terribile, dove bisogna intervenire in qualche modo. La domanda è come, e c'è un'altra questione. Altra cosa è chi lo fa per scaldarsi agli italiani. Vi immaginate, io ho detto alla Camera, se avessero fatto questo, come sarebbe schizzato il gas all'immediato per le bollette dei più poveri in Italia? Uno, come lo spiegava agli italiani?
2, ai poveri anche qui, però sono questioni che nel quadro della scacchiera sì. ci sono. La domanda è fino a che punto stai con la schiena dritta, fino a che punto puoi piegarti, fino a che punto cali le braghe. Allora, questa è la vera domanda. Vittorio. E l'ultima è quello che ha fatto il Vaticano, dove l'anima nera è questo cardinale che per di più è un armenista, è come quando hai Monio Vadia che ti parla bene di Hamas, è lo stesso cortocircuito, un armenista illustre che è venduto evidentemente perché ha fatto alla gregoriana, andate a leggere gli armeni e il patriarcato d'Armenia, non io, il patriarcato armeno di Gerusalemme ha detto che è persona non grata, il cardinale, presidente del dicastero delle chiese orientali, il cardinale Gugerotti, e una serie di armenisti in Armenia e l'università armeno, dove ci sono studi di armenistica in tutto il mondo, hanno detto che è persona non grata, ok? Allora, questo figuro è un'altra realtà, come tu distruggi i veri cristiani armeni, le loro vestigia, la loro memoria, la loro identità, il loro DNA storico-culturale, però ti fa restaurare la catacomba. Lì è un pochino più grave, perché non devi rendere conto a nessuno, non hai la tua esistenza, sopravvivenza economica o territoriale in atto da difendere, esecrabile quanto vuoi, ma ha un suo spessore, una sua ragione d'essere pratica reale. Lì era semplicemente i paramenti della cattedrale cattolica di Baku, ma voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Ma dai. Allora Vittorio, abbiamo 5 minuti siamo andati oltre il limite, ma ne sono felice perché voglio chiudere adesso con il professor Bernardini, veramente 30 secondi. Io da lettore, e dopo tutte le parole appassionate, lucide e informate e documentate che ha speso Vittorio anche in questa conversazione, oltre che nel libro, leggetelo perché non c'è da fare altro, imparate a ogni pagina, ripeto. Non ti scordar di me, storia e oblio del genocidio armeno. Vittorio Robiati Bendaud, l'autore, Liberi, l'editore, pregevolissimo editore. Professore, io dico solo una cosa, le chiedo proprio una sintesi atroce, 30 secondi, ma io da cittadino, da persona comune, da lettore dico, ecco qua com'è importante conoscere la storia dopo aver letto il libro di Vittorio, e per gli stessi motivi che lo hanno condotto appassionatamente pochi secondi fa nel nostro presente. È d'accordo, professore? Io sono perfettamente d'accordo, purtroppo non si insegna abbastanza la storia, o comunque la storia è insegnata in maniere assolutamente ideologiche. Lei ha citato l'editore Liberi, da cui pubblico da una vita. Io posso permettere di citare il libro dell'amico Marco Bassani, dell'amico Carlo Rottieri, dell'amico Azzeni, che proprio riguarda la scuola, come in realtà i programmi scolastici, ad esclusione dell'università, siano del tutto falsati ideologicamente, e alcune questioni neanche le tocchino purtroppo, quindi non solo c'è un pregiudizio ideologico, ma c'è anche un'ignoranza tramite esclusione di questioni fondamentali come quelle che abbiamo toccato questa mattina in questa pregevole conversazione che abbiamo avuto. Perché questa non è solo la storia, è il nostro presente. Io ringrazio davvero. La storia è il presente perché, come diceva Siegfried Kracauer, il nostro futuro è il passato, il nostro futuro è diventare storia, quindi noi siamo parte della storia, sia perché la facciamo, sia perché poi ne siamo passivamente parte dopo la nostra scomparsa, sia come individui, sia come civiltà. Grazie, quindi, professore. Lo studio della storia è fondamentale. Questo libro di Vittorio davvero ci porta dalla storia al presente, tenendoci letteralmente per mano, purtroppo su un cammino infernale, ma la storia purtroppo è questa. Allora, grazie al professor Paolo Luca Bernardini, grazie e un abbraccio all'amico Vittorio Robiati Bendaud. Ciao grazie, amici, grazie dell'ospitalità, grazie a chi ci ha ascoltato e grazie a te Paolo di cuore. Grazie di cuore, grazie, arrivederci. Allora, tra poco lo stacco che doveva andare molto prima fa niente, e dopodiché abbiamo la possibilità di tornare su un caso del quale ci siamo occupati a lungo. Festival della giustizia penale, si è appena concluso a Modena. Sono intervenuti gli avvocati Morello, Schembri, Bordeaux, l'avvocato D'Ascola e il dottor Tarfusser, magistrato da poco in pensione, sulla vicenda relativa alla strage di Erba. Festivalgiustiziapenale.it, lo trovate anche lì, ma lo sentite e lo vedete tra poco. Abbiamo sforato tutto, non c'è niente più da dire. Buona mattina a tutti, grazie e buona giornata. Avete ascoltato